tanto lavoro, finalmente siamo qui a mostrarvi il nostro spettacolo. In quest'anno della fede, il Santo Padre ci ha chiamato a riscoprire i santi del nostro territorio. Così, aiutati dai nostri insegnanti, abbiamo letto la vita di Santo Mobono, abbiamo conosciuto la sua Cremona, le musiche del suo tempo, i mestieri e gli abiti dell'epoca. Poi abbiamo provato ad immedesimarci nel personaggio stesso di Mobono, scrivendo alcuni dialoghi che, con l'aiuto della maestra Giuliana, sono diventati un vero copione. La maestra Letizia ci ha aiutato a realizzare la parte musicale. Ora siamo molto soddisfatti e orgogliosi del lavoro fatto, perché è frutto di molto impegno e fantasia e perché ognuno di noi ha dato il meglio di sé. Vi auguriamo quindi buona visione. Mobono è stato un uomo come tanti, ma ad un certo punto della sua vita è stato toccato dalla grazia di Dio e ha scoperto la gioia della carità. Dopo la sua morte gli furono attribuiti alcuni miracoli e fu il primo santo laico. Anche noi come Mobono desideriamo testimoniare la carità di Gesù nelle piccole e grandi circostanze della nostra vita. E ora si dia inizio allo spettacolo. Prima di tutto, uno di voi rammendi i buchi di questo fustagno, lo venderemo a prezzo raddoppiato. Ma è armato! Devono insegnarvi i trucchi del buon mercante. E poi venite a vedere la bilancia, così non va bene, va ristarata a nostro piacimento. Secondo me basta ogni giorno cambiare il prezzo e non va. Oppure spacciare le stoffe di poco conto per le più pregiate, quindi le più costose. Bene, bene, state imparando la lezione, brava Caramolli. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Mi servirebbe una stoffa di gambe di rosso vedute per la mia padrona. Mi servirebbe della bella stoffa elegante di rosso velluto per la mia padrona. Ecco quello che fa per voi. Vorrei vederla bene alla luce del sole. Ma non ce n'è bisogno.
tranquillo. Zitto, ascolta. So che ti sei molto arricchito in questi tempi, ma ricorda di non essere schiavo dei beni terreni. Sii solo un fedele servitore del Signore. Che cosa avrà voluto dire mio padre con quelle parole? Forse è vero, la ricchezza non è tutto. Devo forse rinunciare a fare il mercante e farmi frate? Partire per il pellegrinaggio? È più semplice. Fai onestamente il tuo lavoro, aiuta chi ha bisogno e soprattutto prega. Ma così dovrò cambiare la mia vita. Vedrai, sarai più contenta di essere amico di Gesù. Ora, rinnova la tua vita. Indossa il vestito del penitente e vai.
piace, è finito. Grazie. Cos'è questo baccano? Cosa stavi facendo? Io? Nulla. Parlavo con dei passanti. E magari hai dato via il pane che ti ha consegnato il cartone del fornaio. Ma che dici, sei impazzita? Fammi vedere la cesta. Hai proprio poca fiducia in me. Sì, da qualche tempo. Forza, fammi vedere. E va bene, guarda. Ma è piena. Certo, che cosa ti avevo detto? Ah, che paura! Ma che cosa ci fai qui? Cosa ci fai tu qui? Scommetto che tutti quei poveri che ho visto andare via erano felicissimi di averti incontrato. Poveri, poveri, quali poveri? Quelli che erano qui un attimo fa. Non è che ti ritrovi con la borsa vuota per colpa loro. Ma no, cara, stai tranquilla. Allora, dammi 15 soldi, devo andare dal profumiere. 15 soldi? Così tanti? Non so se li ho. Stamattina li avevi, forza! Ecco fatto. Ma non capisco. Ti spogli di tutto e sei sempre ricco. Ti ho già detto cosa bisogna fare. Affidarsi alla grazia di Dio.
mercante docenti. Sì, è lui. Dicono che abbia completamente cambiato vita, dona a tutto ai bisognosi. Io lo vedo qui ogni mattina, e molto devoto. Si vede da come prega che ci crede davvero. E poi non si fa vanto di nulla. Basta, fate silenzio. Ora vedrete che si distende, ma sempre così a momento della consacrazione. Grazie, Signore, per avermi amato. Ora perdoni i miei peccati, stammi vicino e non abbandonarmi. Abbracciami